Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, siamo subito pronti per vedere una nuova interessante partita giocata qualche settimana fa in Serbia dal candidato maestro Kanov Nikola da bianco contro il fortissimo giovane indiano che sta facendo parlare tantissimo di lui in questo periodo perché ha vinto 2 tornei internazionali, 2 Open veramente forti con la presenza di un centinaio di giocatori titolati e dal suo punteggio altissimo di 2620 adesso è arrivato a 2654 credo, affermandosi tra i primi 100 giocatori al mondo e chiaramente ha creato tanta curiosità intorno a sé e quindi tutti lo vogliono invitare. La partita è iniziata così, quindi il giocatore serbo con il bianco contro Nihal Sarin da nero, una Caro-Kann dove qui il nero gioca una mossa poco comune che va, non dico che vada contro i principi, però per chi inizia a giocare è sicuramente una mossa sconsigliata perché è molto impegnativa. Cavallo F6. Cavallo F6 è una linea tagliente dell'apertura Caro-Kann. Qual è l'idea? L'idea è attaccare questo cavallo che chiaramente in caso il bianco decida di non cambiare ma di spostarlo subirebbe un possibile attacco con questo pedone laterale. Faccio H5, poi gioco H4, ti do fastidio al cavallo, guadagno spazio e da nero sono più che soddisfatto. Quindi in realtà dopo cavallo F6 il bianco deve sicuramente catturare. Il nero può catturare in 2 modi e in questa partita ha deciso di catturare con il pedone E. E qualcuno dirà, Nicolò, beh, questa è una posizione dove il bianco già ha ottenuto un vantaggio perché i pedoni del nero in altri video, comunque tante volte ho sentito dire che i pedoni catturano verso il centro, perché mai il nero cattura con un pedone verso l'esterno? In questo caso i 2 pedoni della colonna F chiaramente sono dei pedoni doppiati, questo significa che andando in finale cercando di creare tante semplificazioni questi 2 pedoni potrebbero essere più un problema che altro, anche perché la struttura pedonale dopo l'apertura dice che il nero avrà difficoltà nel bloccare i pedoni bianchi che vadano in avanti, perché i pedoni bianchi prima o poi più pezzi si cambieranno, più sarà facile per il bianco spingerli, crearne uno libero, andare a promozione e poi come sappiamo la partita sarebbe ovviamente in discesa. L'idea di avere 2 pedoni doppiati sulla F sin dall'apertura è quella di controllare tante case centrali e, cosa importante, impedire che un pezzo bianco facilmente possa andare in E5. E5 è la casa principale dove il bianco vuole spesso portare i suoi pezzi in gioco. Quindi C3, mossa giocata sulla scacchiera, alfiere D3, alfiere di 6, alfiere di 3, arrocco corto e a questo punto cavallo 2. Dato che il bianco adesso sicuramente non riesce più ad andare in E5 con un suo pezzo, solitamente è il cavallo bianco che si sposta da F3 per andare in E5, occupare il centro, cercare di attaccare sulle case bianche, magari prendendo di mira il punto F7, e in questa posizione cavallo F3 non ha poi così tanto significato, allora il bianco decide di giocare a cavallo 2, che è una mossa sia offensiva che difensiva. Difensiva perché intanto chiudiamo la colonna E ai pezzi pesanti del nostro avversario, e offensiva perché ci prepariamo prima o poi in futuro a saltellare con il cavallo, diciamo Bf4, per andare in H5 e portare dei pezzi verso l'arrocco del mio avversario. Ancora non sappiamo bene come andrà la partita, quindi cavallo 2 è una mossa diciamo un po' elastica, gioca sia in attacco che in difesa, quindi senz'altro una buona mossa. Torre 8 giocata dal giovane indiano, donna C2 prendendo di mira questo punto H7 e adesso H5. H5 è la mossa principale di questa posizione e anche questa sembra una mossa veramente strana perché solitamente se io devo difendere il mio arrocco mantengo tutti i miei pedoni vicini al mio re in modo che lui non possa attaccarmi, però questa spinta in H5 chiaramente ha il suo perché. Vuole rallentare l'attacco pedonale del bianco, solitamente con arrocchi contrapposti, quindi qui il bianco potrebbe anche decidere di arroccare lungo, con gli arrocchi contrapposti poi chi prima riesce ad attaccare con i pedoni prima riuscirà a prendere un'iniziativa. Quindi H5 innanzitutto vuole controllare questa casa G4, casa importante per eventuali spinte pedonali avversarie. Arrocco corto e adesso questo pedone H, dato che il bianco ha arroccato corto, si utilizza semplicemente per attaccare, quindi io spingo il mio pedone laterale e in un altro video mi ricordo che il titolo era il pedone fa carriera. Ok, questo pedone H effettivamente io lo porto in avanti il più possibile cercando di creare minacce, conquistare spazio, indebolire la rocca avversario e poi quel che
verrà fuori e lo vedremo. Per evitare H3 del nero, la mossa del bianco è stata H3. Cavallo di 7 completando lo sviluppo, e dopo alfiere di 2 il cavallo si ricicca in F8, direzione E6 per saltare F4, oppure direzione G6, magari in alcuni casi, perché adesso non possiamo saltare in G6, sempre con l'idea di saltare in F4. Torre di 1 e a questo punto alfiere C7. Fiere C7 è una mossa furba perché solitamente quando il vostro avversario non ha un cavallo nella posizione naturale, che chiaramente è, quando arrocchiamo corto un cavallo in F3, vuol dire che si può immaginare di creare una batteria per attaccare sul pedone H2. Ovviamente non sta il nero in questo momento minacciando di vincere con donna D6, però dalla D6 è un'idea che il bianco deve tenere sotto controllo. In questo caso, dopo una possibile donna D6, il bianco risponde con alfiere F4, attacco la donna, vai via, ti cambio l'alfiere, poi ce la giocheremo. Il bianco prosegue dunque con C4 perché donna D6 non è una minaccia, e arriva cavallo E6. Cavallo E6 attaccava il pedone D4, dunque alfiere C3 logicamente lo difende. Adesso donna D6 vi dico che è una mossa interessante. È una mossa interessante, non è la mossa che è stata giocata in partita, però donna D6 obbligherebbe il bianco a fare qualcosa per evitare questo spiacevole ingresso e chiaramente lo obbligherebbe a muovere un pedone. Dovrebbe muovere il pedone in F4 e il nero potrebbe interpretare questa posizione soddisfatto dicendo: ok, ho conquistato più spazio sulla colonna libera, l'unica colonna che abbiamo libera in questo momento, dove mi trovo con una torre, e ho dei pezzi coordinati contro il lato di re. Il bianco, o comunque il nero, prima di giocare donna D6 ha fatto un'altra mossa, cavallo G5. Cavallo G5 vuole chiaramente coordinare il cavallo con l'alfiere su H3 e magari aggiungere idee alla posizione, perché occhio che se giocassimo una mossa lenta come B3, torre per E2 adesso è molto più interessante, perché quando io giocherò donna D6 chiaramente non avremo un cavallo che difende, anche se poi l'idea è sempre quella di mettere un pedone in F4 e chiudere la diagonale, però stiamo costruendo, potremmo costruire idea dopo idea per vedere un po' come possa continuare l'attacco del nero. Più idee abbiamo, più sarà facile. F4 sulla scacchiera, scacciando questo cavallo, però l'idea del giovane indiano, del giovane Sarin, era quello proprio di sacrificarlo su H3, e così inizia questa sfida tattica. Il nero senza alcun timore sacrifica un alfiere, il bianco adesso deve difendere. Se intendi migliorare la comprensione del tuo gioco, allora vienici a trovare all'interno dell'Accademia di Matto Scacco. Torre F2 effettivamente controlla la seconda traversa, e a questo punto è il momento di portare pezzi in gioco, pezzi in attacco, quindi arriva la donna in D7, ops, eccola qua. Donna D7, vogliamo saltare in G4 creando difficoltà al nostro avversario. Re H2, mossa logica. Solitamente un re che davanti a lui non ha più pedoni è chiaramente un obiettivo, è un re scoperto, e quindi non resta altro da fare che appartarlo, metterlo in una posizione un po' più sicura per lasciare quelle colonne libere ai pezzi pesanti. Quindi re H2 vuole giocare torre G1. Alfiere G4 sulla scacchiera, e a questo punto torre 1 difende. Ok, l'alfiere stava inchiodando un cavallo, quindi stava cercando di togliere un difensore, ma qui continua l'idea del giovane indiano. Torre E3 all'attacco perché vogliamo giocare torre H3, alfiere F3, torre G3, vogliamo anche raddoppiare, ancora non sappiamo bene quali siano le idee del nero, però vi dico che da bianco sarebbe molto difficile difendere questa posizione. Alfiere D2 attacca la torre cercando di creare un gioco forzante, cercare di forzare le mosse dell'avversario per raggiungere delle semplificazioni. Infatti torre attacca il re si sposta, alfiere F3 furba, sto minacciando matto in una mossa, e a questo punto quali potrebbero essere le idee? Torre per F3 sarebbe un modo molto accettabile di proseguire la posizione, se non fosse che arriverebbe immediatamente donna G4, scacco, oppure dopo torre per F3, donna G4 o donna H3 sono minacce che lascerebbero il re bianco senza difesa. Quindi torre per F3 restituendo materiale ma alleggerendo la posizione, qui in questo istante non funziona. E allora il bianco difende in modo furbo, vuole comunque restituire materiale, però gioca torre G2. E adesso la tattica di Sarin, torre H1 molto bella, e in caso di cattura seguirebbe scacco al re, la torre inchiodata, il re si sposta, scacco matto sulla scacchiera, sarebbe una chiusura notevole, e allora dopo torre H1
il re si sposta in F2. E a questo punto nuova intermedia. Donna H3 vogliamo catturare la torre. Torre E in G1 difendendo, e come vedete la posizione del bianco adesso scricchiola. La posizione del bianco adesso è una posizione dove è costretta a difendere, è costretta a raggruppare tutti i suoi pezzi portandoli in posizione passiva per difendere dall'attacco del nero, quindi c'è qualcosa che è andato storto. Torre per G1 e a questo punto il nero non fa altro che migliorare la posizione. Portiamo altri pezzi in gioco. La torre in E8 serve per controllare la colonna E e chiaramente in alcune linee potrebbe anche seguire alfiere per cavallo con intervento immediato della donna. E altre idee, altre minacce quali potrebbero essere? Come vedete adesso il nero si ritrova con 4 pezzi su 4 coordinati o comunque che controllano, puntano le case intorno al re del bianco, quindi può essere soddisfatto della posizione. E se ci mettessimo nei panni del bianco, il bianco ha una posizione difficile, ha un pezzo in più, ma deve difendersi da tutte queste coordinazioni, minacce tattiche che vuole creare il suo avversario. Dunque donna B3 giocata in partita, ma è una mossa lenta perché dopo donna B3 non è diciamo il momento di portare altre idee in gioco. F5 ha un'idea. F5 ha l'idea di giocare ad esempio sia alfiere 4 sia torre E6 per togliere la torre G1 difensore, e a questo punto dopo F5 cavallo G3, che in realtà poi è la mossa che perderà, cavallo G3 giocata in partita, donna H2 scacco obbligando a re per F3 e dopo donna per G1 la minaccia immediata è donna per cavallo matto. Quindi come potremmo difenderci da questo matto? Qualcuno dirà va bene, spostiamo il cavallo, anche il giocatore con il bianco voleva spostare il cavallo, ma dopo che il bianco sposta il cavallo arriva donna F1, matto sulla scacchiera. Sono soltanto 30 mosse ed è notevole come il gioco sicuro e creativo dell'indiano sia tutta una conseguenza del sacrificio che ha fatto alla 16ª mossa, quindi ben 14 mosse fa. Ok, rivediamola dall'inizio. Dunque vi dicevo che è stata una Caro-Kann, e una Caro-Kann non molto comune, con la variante con cavallo F6 dove il bianco cattura in F6, il nero cattura con il pedone che va verso l'esterno, quindi prima sorpresa per i giocatori non esperti della difesa Caro-Kann. La partita dunque continua. Dopo questo sviluppo, che è considerato lo sviluppo principale contro la variante con cavallo F6, il pedone nero va in H5 per rallentare il possibile attacco con i pedoni bianchi contro il lato di re avversario. Dunque arrocco corto, H4, e a questo punto il nero si prepara per creare qualche idea in attacco. Alfiere C7 vi dicevo che un dettaglio importante: alfiere C7 o comunque questa batteria sulle case nere tenetela sempre in considerazione quando il vostro avversario non ha il cavallo in difesa. Dunque C4, cavallo E6, e a questo punto dopo cavallo G5 il bianco forse sottovaluta un po' il sacrificio dell'avversario, perché effettivamente rientra in questa posizione dove sta soffrendo un po' l'attacco e l'iniziativa del giovane indiano. Re H2, torre 1 per difendere, torre 3 portiamo altri pezzi in attacco, e come vedete nel giro di qualche mossa è chiaro che le case bianche del bianco sono assolutamente deboli e quindi non resta altro che coordinare i pezzi contro. Dunque questa è la posizione giocata. Dopo il cambio della prima torre arriva anche la seconda pronta in attacco, e quindi su F5 la mossa che poi alla fine fa crollare la posizione è stata questa cavallo G3 che perde in modo molto spettacolare, perché donna H2 intermedia è molto bella come mossa, e dopo re per F3 donna per G1 minacciando il cavallo, che si sposterà dando il matto, lasciando la casa libera e dando il matto al nero con donna F1. Spero che questa partita vi sia piaciuta. Chiaramente è una variante minore della difesa Caro-Kann, è molto bella, molto interessante. Vi rimando ai prossimi video, restate con Matto Scacco, seguite i social dei commentatori e chiaramente il nuovo canale Instagram di Matto Scacco. Appuntamento al prossimo video. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!